i cittadini hanno perfettamente ragione, perché nel 2017 non solo il Veneto ma anche la Lombardia si era espresso proprio su questo tema, tra l'altro dando un consenso incredibile, oltre il 95% dei sì all'autonomia differenziata. Noi come Commissione bicamerale non possiamo fare altro che dare nuovo impulso ovviamente a questo processo, perché purtroppo c'è stato questo evento gravissimo della pandemia che ha bloccato un pochino i lavori parlamentari e anche i nostri, ahimè. Infatti oggi abbiamo ripreso una missione che era stata purtroppo annullata a causa Covid, ma devo dire che oggi con il Presidente Zaia, con il Consiglio regionale abbiamo preso degli impegni importanti e ci teniamo a rimarcare che comunque Vale a dire? ci impegneremo per accelerare l'iter. Tra Si l'altro parla già di luglio, se posso chiedere, di luglio per, come approdo della legge quadro alle Camere. questo non glielo so dire perché non voglio dire delle inesattezze, perché ovviamente bisognerà vedere anche il governo come si porrà, però il ministro Gelmini su questo punto è stato molto disponibile e ha parlato proprio di legge quadro. Tra l'altro abbiamo un testo già pronto, che è il testo boccia, che era pronto per il Consiglio dei Ministri, poi ahimè è caduto anche il secondo governo Conte. Ma devo dire che abbiamo constatato che appunto l'attuale ministro si è reso disponibile e noi con la Gelmini faremo un lavoro di raccordo. Forse magari informando un po' di più e cercando di capire come anche delimitare il perimetro poi di quelle che sono le richieste, potremo trovare una soluzione tutti insieme e ovviamente assecondare queste richieste legittime.